belle, Ivo! E questa? Questa è la colonna sonora dei nostri viaggi, tra paesaggi magnifici e storie incredibili. Pronto? Prontissimo! Via! Ivo Gallo! Dimmi, Lele Marcassa! Mi gira tutto! Immagino! Sei contento? Contentissimo! Annone Pramaggiore! Volevo chiederti dove stiamo girando! L'hai già Annone detto? Pramaggiore! Te l'ho già detto! Ti raggiungo! Perbacco! Facciamo un viaggio nella Venezia orientale! Sì, non capisco più niente! Mi gira la testa! Anche a Parte me! una Vai, nuova parti! avventura! Benvenuti ad Annone Veneto, un bel paesetto del Veneto orientale a confini con il Friuli. Come amministrazione siamo un'amministrazione da 4 anni in carica e di progetti ne abbiamo fatto tantissimi. Ultimamente siamo partiti con la pista ciclabile nella frazione di Giai, dove andremo a inaugurarla nel mese di gennaio, in questo mese qua, e poi abbiamo in progetto diverse opere, tra i quali il rifacimento del boschetto di Danon, la nuova mensa della scuola, la ristrutturazione del centro civico e poi tante altre opere che come amministrazione possiamo dire che siamo sempre sul pezzo. E vi lascio in compagnia di Lele e Ivo. Camminando in questa gelida mattina su questo sentiero ad Annone mi viene in mente questa terra com'era anticamente, quindi tantissime selve, boschi, vicini alla gronda lagunare, a tratti lacustri, paludi, una zona ricca di natura anfibia. Ma il momento fondamentale per la nascita di queste comunità è in epoca classica. Infatti questo luogo un tempo si chiamava Ad Nonum Lapidem e segnalava una pietra miliare lungo l'importantissima arteria romana, la via Postumia, voluta nel 148 a.C. da Postumio Albino, che collegava, pensate, le città di Opitergium e Aquileia. Altro momento fondamentale per lo sviluppo di quest'area è il 131 a.C., quando il pretore Tito Annio Rufo volle sedimentare su quest'area un'altra via importante, la via Annia. E questa invece portava le genti e le milizie e le merci da Adria verso Iulia Concordia, che era una città romana davvero importante, soprattutto per la costruzione di armi dell'impero che comandava quella regione che si chiamava Venezia e Istria. Però il destino di Annone, di Pramaggiore e di questi comuni limitrofi è lo stesso, nel senso che proprio da queste parti passavano le grandi invasioni barbariche che posero fine al dominio di Roma e transitavano proprio lungo quelle grandi arterie che gli stessi romani avevano costruito. Cosa succede? Succede che già nel 167 d.C. arrivano i Marcomanni e i Quadi, nel 401 arrivano i Goti capitanati dal re Alarico, nel 451 la devastante incursione di Attila con i suoi Unni, per poi arrivare a una pestilenza estrema nel 565 e nel 568 arrivano qui i Longobardi che formano il Ducato del Friuli, la cui sede principale si trovava nell'attuale Cividale. Quindi una terra che è stata soggetta a problemi davvero importanti dal punto di vista invasivo, come dicevamo, ma anche un periodo molto lungo di sofferenza legato a carestie, appunto, a impaludimenti, una terra difficile da vivere, che poi ha permesso la nascita della Grande Venezia, che qui arriva e domina per molto tempo, creando la Venezia orientale. Però quello che mi piace ricordare, che accomuna Annone
e Pramaggiore è che quelle antiche vie hanno sempre unito genti e ancora oggi questo è uno snodo sociale, commerciale importantissimo perché mette in contatto due realtà importanti dell'Italia che sono il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Questo è un luogo molto importante per la comunità di Annone, forse rappresenta il nucleo da dove tutto è iniziato. Infatti se si nota questa chiesa dedicata a San Vitale, ce ne sono due in realtà, San Vitale Vecchia e San Vitale Nuova. Il luogo è importante, dicevo, perché è una motta, quindi una piccola collina, lo si vede a colpo d'occhio, in cui anticamente era sito il castello di Annone. Proprio su quelle antiche vestigia è stata edificata la chiesa, quindi il luogo di ritrovo più importante per questa comunità. La chiesa, pensate, è del XV secolo, poi rimaneggiata durante il Settecento, ma rimane quella torre. E infatti è un campanile particolare. La torre campanaria è stata edificata sulle fondazioni dell'antica torre del castello di Annone. Quella che vediamo oggi risale al XVI secolo, in stile romanico, anche se siamo già in pieno Rinascimento. La cuspide invece appunta è del XVIII secolo. Perché è importante questo luogo? Oltre perché rappresenta la storia antica di questa comunità, è una chiesa che è in continuo dialogo con quella invece costruita nel Novecento, che si trova più in centro. Infatti, come dicevo, c'è San Vitale Vecchia e questa è San Vitale Nuova. Addirittura San Vitale Nuova, che trionfa per lo stile moderno con cui è stata progettata, l'interno simula in qualche modo una tenda. Questo ad antico ricordo delle migrazioni dei pastori, quindi il legame continuo con il territorio e con l'aspetto rurale di Annone Veneto. E trionfa all'interno della chiesa con un meraviglioso affresco dove è raffigurato Cristo, un affresco rinascimentale, in cui c'è una veduta di queste terre ricche di alberi, di vegetazione, di acqua e di natura. Quindi il paesaggio della Venezia orientale di un tempo era chiuso all'interno di questa chiesa proprio perché raffigurato in questo affresco importante. Quindi c'è un rapporto biunivoco tra le due chiese. Oggi quella più importante è quella moderna. Stiamo parlando di arte, andiamo a scoprire la straordinaria cifra artistica di Iuti Ravenna.
Questo è l'interno della chiesa di Spadacenta, nel comune di Annone Veneto, che diede i natali a un pittore, un artista assolutamente rivoluzionario, Luigi Ravenna in arte Iuti. La sua presenza artistica è viva ancora oggi nel paese di Spadacenta. Infatti all'interno di questa chiesa, una chiesa minimale, si direbbe post-romanica, riprende un po' gli stilemi delle costruzioni romaniche, ma in chiave assolutamente moderna, quindi sembra quasi una chiesa spoglia, molto essenziale, edificata negli anni '20, quindi dopo il grande conflitto bellico. E all'interno appunto di questo manufatto religioso, nel presbiterio, si trova questo San Pietro, opera ovviamente di Iuti Ravenna, con questi colori particolari, questa immagine che rievoca un po' anche i suoi trascorsi artistici. Iuti Ravenna nasce a Spadacenta nel 1897. Sin da giovane si avvicina al mondo del disegno e della pittura. Nel 14 inizia la sua attività artistica, poi però poco dopo parte per la Grande Guerra, dove vive al fronte e inizia a disegnare le scene di guerra che poi raccoglierà in una pubblicazione dopo diversi anni. Il cambiamento radicale di questo artista, che viene definito post-impressionista, arriva nel 1920, quando si reca a Venezia dopo una visita culturale e artistica a Firenze, e a Venezia si iscrive all'Accademia delle Belle Arti. Forse l'incontro più importante, l'incontro magico che scatenerà questa essenza rivoluzionaria in Iuti Ravenna avviene nel 1921, con l'incontro dell'artista avanguardista più importante di quel periodo in Italia, che era il buon Gino Rossi. Il suo percorso artistico partirà dal realismo, in quei ritratti, quei disegni raccontavano le battaglie sul fronte del Piave, per arrivare poi al trionfo del colore, che si richiama alle avanguardie parigine, ma anche appunto venete, come dicevo, rappresentate da Gino Rossi. A un certo punto la sua vita si ferma a Treviso, lì trova ancora nuova ispirazione. Peraltro la pala che vediamo alle mie spalle è stata commissionata nel 1949, che era proprio il periodo trevigiano di Iuti Ravenna. Si trasferì infatti nella capitale della Marca nel 1948. Qualcuno parlò di lui come forse uno dei più grandi artisti della scuola veneta della prima metà del Novecento, e si dice anche: vi era sempre presente il suo amore per la bella materia, asciutta e pura, la sua pulizia, specchio esatto di quella interiore, il suo buono e coscienzioso mestiere, derivato dallo studio attento degli antichi maestri, la sua sapienza di disegnatore. Questa davvero una bella sorpresa. Camminando tra queste vie, nel cuore della campagna veneta, al confine con il Friuli e Venezia Giulia, a un certo punto trovo questa casa di campagna davvero antica. È una casa costruita forse tra il 1400 e il 1500, come del resto lo testimonia l'affresco che è alle mie spalle, che Fulvio dell'Agnese ha attribuito con certezza a un grande pittore rinascimentale, Gianfrancesco del Zotto, detto da Tolmezzo, facente parte di quella scuola di scultori e pittori che si chiamavano i Tolmezzini. E come mai nel cuore di questa campagna, ad Annone Veneto, si trova questo dipinto? Evidentemente perché nei suoi viaggi lungo questa pianura per recarsi verso la dominante, la città di Venezia, si è fermato forse in questa casa e gli fu commissionata quest'opera certamente votiva, che è famosa anche per il nome. Si chiama La Madonna della Pera. Questo perché la Madonna con bambino tiene con la mano sinistra in mano un frutto che si dice sia appunto una pera. Vicino a lei due santi, uno non identificato, l'altro invece è sicuramente San Rocco. Perché stupisce quest'opera? Perché siamo abituati a vedere tante rappresentazioni iconiche nelle campagne del Triveneto, in cui però in questi piccoli paesi
lo stile pittorico degli artisti era molto retrò, si dice in gergo, cioè erano dei piccoli pittori non molto quotati che dipingevano seguendo quegli stilemi soprattutto del tardo gotico. Invece questo affresco, che è databile a fine 400, incarna in sé i valori dell'umanesimo e del Rinascimento. Tanto che se guardate il volto della Madonna si evince davvero uno stile tipicamente fiorentino o anche, perché no, legato ovviamente alla scuola veneziana. Quindi una grande sorpresa in mezzo alla campagna, un tratto illustrativo davvero sconvolgente dal punto di vista artistico e quindi per questo molto prezioso. Qui l'artista dialoga davvero con queste terre che fanno parte dello Stato di Venezia in terraferma. Il dialogo è reciproco e sembra quasi che la campagna lo saluti e lo ringrazi con affetto. Gian Francesco del Zotto, detto da Tolmezzo. Ora facciamo una piccola pausa e torniamo fra poco. Dimmi Lele Marcassa! Pramaggiore. Un grande prato! In effetti in antichità era proprio così, natura anfibia, tantissima vegetazione. Adesso andiamo alla scoperta del comune di Pramaggiore. Dove nascono speranze. Sentiamo le vive parole del sindaco di Pramaggiore. Benvenuti a Pramaggiore, sono Fausto Pivetta, sindaco di questo piccolo comune della periferia veneziana al confine con il Friuli Venezia Giulia. Pramaggiore è un paesino ridente, piccolo, siamo quasi 5.000 abitanti, che però ha delle grandi peculiarità, in primis quella del vino. Infatti è conosciuto a livello nazionale e internazionale per la produzione del vino, grazie anche alla DOC Lison Pramaggiore. Perché Pramaggiore? L'etimologia dà il senso proprio di una distesa di prato. Infatti il nostro territorio anticamente è abitato da alberi che poi sono stati abbattuti per la costruzione di Venezia, i quali tronchi poi sono stati portati nel Mar Adriatico dal fiume Loncone che ancora oggi attraversa il nostro territorio e nel quale erano anche siti 6 mulini per la coltivazione cerealicola, 6 mulini di cui oggi ne abbiamo testimonianza in uno solo che è stato restaurato, acquisito dall'amministrazione negli anni addietro, restaurato e diventato un museo nazionale della civiltà cerealicola che invito tutti, chi vorrà passare per il nostro territorio, a visitare perché è una chicca, veramente si inserisce in un contesto che è quello di Villa dalla Pasqua, antica casa veneziana, in un luogo veramente unico dal punto di vista ambientale, nonché paesaggistico. Dicevo, Pramaggiore è conosciuto per il vino. A Pramaggiore abbiamo la grande peculiarità di avere il concorso nazionale enologico più antico d'Italia, infatti è riconosciuto dal Ministero, e la mostra nazionale vini più antica d'Italia, che iniziò ancora nel dopoguerra grazie all'intuizione di nostri concittadini che hanno saputo e voluto valorizzare il prodotto del vino del nostro territorio. Grazie anche a quelle che sono tutte le attività, le grandi aziende che popolano il nostro territorio, io credo che se riuscite a passare per Pramaggiore sicuramente riuscirete a bere un buon vino e assaggiare anche quelle che sono le specialità del nostro territorio che, ricordiamoci bene, le tradizioni non vanno mai dimenticate e qui troverete sicuramente dove poter mangiare e soprattutto bere molto bene. Arrivederci quindi a Pramaggiore, vi aspetto! Sto toccando la storia. Queste pietre raccontano un po' la comunità di Pramaggiore. Allora, in epoca classica, abbiamo già detto,
I destini di Annone, Pramaggiore e altri comuni sono molto simili. Quel poi periodo difficile dovuto agli arrivi di popolazioni da nord e da est dell'Europa che cambiano le sorti di quello che un tempo era l'impero legato alla romanità. Si comincia a parlare di Pramaggiore, di Villa Pramaggiore nel 1225, quindi siamo nel Medioevo, un po' lo stesso periodo in cui viene edificata questa chiesa così importante per la comunità. In realtà il comune di Pramaggiore che conosciamo oggi era diviso in 3 paesi, Salvarolo, Blessaglia e appunto Villa di Pramaggiore. I Salvarolo erano dei feudatari che addirittura costruirono un grande castello nel X secolo, mentre di Blessaglia si parla già nel IX secolo d.C. Con l'arrivo di Venezia vengono estinti i feudi, vengono depotenziati, quindi i Salvarolo perdono potere e poi il castello sparisce, sostanzialmente non fu più utilizzato, di quelle vestigia non rimane più nulla. La cosa che mi sta incuriosendo è che in questi paesi della campagna veneta, che guarda il Friuli Venezia Giulia, si trovano dei presidi storici, religiosi e artistici davvero magnifici. Per esempio all'interno di questa chiesa ci sono delle vetrate davvero meravigliose. Andiamo a vederle. In questo viaggio troviamo questi manufatti religiosi unici in questo Veneto orientale, quindi hanno questo stile romanico, tutte chiese molto ben conservate. Questa è la chiesa dedicata a San Marco Evangelista e si trova nel centro di Pramaggiore. All'interno un po' spoglia, come vediamo. In realtà, in un intervento di restauro di qualche anno fa è riemerso un affresco davvero prezioso, importante, che è alle mie spalle. È una Madonna in trionfo con bambino, al suo fianco si trovano San Sebastiano e San Rocco, un po' allo stesso stilema dell'affresco già visto in quella casa di campagna, la Madonna della Pera, con però i santi questa volta invertiti, cioè in posizione diversa, anche se i caratteri del Rinascimento si vedono tutti. Addirittura questo affresco è stato, con un grande punto di domanda, attribuito al mitologico Cima da Conegliano. Quindi un'altra scoperta che ci riempie il cuore e l'anima di bellezza, e poi queste vetrate moderne che sono state inserite in questo contesto sacro nel 1979 dalla Gibo di Verona. Un'esperienza veramente da rifare. Allora, che forte! Possiamo dire con assoluta certezza, a parte il tuo quoziente intellettivo, Grazie. Possiamo dire con assoluta certezza che oggi fa freddo. Esatto. Quindi è meglio se io vado a scaldarmi dentro l'azienda Ornella Bellia. Bravo, mentre io, I che vini sono di quello Venezia. che lavora, Vai. vado in mezzo al campo. Io vado al caldo. Io vado a imparare con la testa e anche con le mani. Ornella Bellia, sto arrivando a degustarti. Io vado al caldo. E io vado al campo, vai! Ornella Bellia, sto arrivando. Campo di Ornella Caldo! Bellia! Camminando sul campo, che è anche un po' ghiacciato, e sto cercando Stefano. Ecco, lo vedo, Stefano, che è l'agronomo di questa
bellissima azienda. Seguitemi, eccolo qua, lui sta già lavorando. Ciao Stefano! Ciao Ivo, ciao, ciao. come stai? Tutto ok? Bene, bene, grazie. Senti, bene. io parto già con la prima domanda. Sì, Che uva è questa? questa è uva Carmenere, è uva che tra l'altro dà il nome anche al vino, quindi in questo caso possiamo dire che stiamo lavorando su un vigneto di uva Carmenere che produrrà il vino Carmenere. Ah, perché ci sono vitigni con un nome che producono un vino che ha un nome diverso. Ci sono dei vini che hanno un nome, che vengono prodotti con delle uve, ok, che hanno un nome diverso, e quindi magari i blend, quindi quei tagli di vini, che una bottiglia non contiene semplicemente un'uva ma diverse. E per avere un ottimo riscontro bisogna lavorarci, dedicare molto tempo. Molto come stai tempo, facendo. esattamente, soprattutto e in particolar modo nella potatura. Nella potatura dove noi in questo caso, in base alle richieste aziendali, decidiamo di affrontarla cercando di creare quell'equilibrio vegetativo produttivo che possa andare bene all'azienda. Quindi se l'azienda interessa fare un vino più strutturato, più, come dire, più qualitativo, si fa una potatura un po' più tra virgolette aggressiva, quindi cercando di produrre meno grappoli. Altrimenti, se alla clientela, quindi all'azienda, interessa un vino che sia di facile beva e da produrre in buona quantità, si creerà una sorta di potatura che produrrà più grappoli. Quindi è un'arte la potatura, potremmo Bravissimo, dire. bravissimo. Non è solo un'arte, ma è un lavoro dove tu devi dare del tu alla vite. Ah, Sì. bellissimo. Tra virgolette, tu ci devi parlare, perché alla fine, lavorandoci spesso all'interno, poi tu ci parli, le conosci le viti, no? Le tue amiche. Le cresci. Infatti la potatura in realtà si chiamerebbe educare la vite. Interessante. Senti, mi insegni ad educare la vite? Sì, qui prendiamo questo tralcio qua e tagliamo gli altri, avendo rispetto della pianta, quindi non andiamo a tagliare troppo a raso, si dice, Ok. ma leggermente, qualche millimetro distante dalla verticalità del fusto. Così la pianta può proteggersi dopo Esatto, il la pianta taglio. cicatrizza il taglio, Ok. e non va a rovinare quello che è il flusso della linfa che scorre all'interno del legno. Dai Ivo, prova te, Taglia un po', sì. taglia un po'. Via questi, un po' di più. E anche questa qua, E sempre anche questa? due gemme Ok, ben questa è una visibili. gemma, questa Sì, è la seconda, legno di rispetto. Che bello, il legno di rispetto mi piace troppo. Oh, eccolo perfetto. qua. E quindi qua abbiamo uno sperone, ed ecco che anche questa vite è stata potata. In questo caso abbiamo un pezzettino che abbiamo portato a compimento per tirare il cordone fino alla fine, i due speroni che ci porteranno la produzione del 2025 e i due capi a frutto, in questo caso, che faranno la produzione del 2024. Caro Stefano, è stato realmente emozionante, ma soprattutto emozionante è stato percepire il rapporto che hai con le tue piante. Io ti ringrazio anche perché c'è Michele, l'enologo, che mi sta aspettando e spero mi insegni tante cose interessanti quante me ne hai insegnate tu. Grazie. A te. Grazie, a ti te. restituisco questa anche se Sì. volevo portarmela a casa, ma vado. Grazie, buon lavoro. Grazie, grazie mille. L'azienda agricola Ornella Bellia ovviamente ha il suo enologo, che è Michele. Ciao Michele. Ciao, Ivo. Senti, cosa stai facendo? Stiamo travasando il nostro Carmenere dopo alcuni mesi di decantazione nel nostro vinificatore, per andare a muovere e a rimettere in circolo, diciamo, quelle che sono le fece nobili che poi andranno ad ammorbidire il nostro vino e ad arricchirlo. Quindi procediamo con questa fase molto importante. Bene, aziono la pompa e mi dai la mano col tubo. Va benissimo. Ecco qua. Dimmi Michele, cosa devo fare? Allora, fermiamo la pompa, Ivo, Ok. puoi chiudere la valvola. Chiudo la valvola. Adesso lo so. Michele, dammi indrio. Ok. Facci. Ok, Stacco? stacca. Ottimo Ivo, adesso ci spostiamo all'interno della cantina, seguimi, ci spostiamo all'interno. Perfetto, ti seguo con il tubo.
Vai Michele, pompa! Procediamo. Vai! Adesso cosa facciamo? Ti porto all'assaggio, Ivo, La parte più che è la bella. parte più... Per me è buono. E io qui sto bene, al caldo, quest'oggi, con i due fratelli che sono Andrea e Matteo. Terza o quarta generazione forse? Quarta generazione. Quarta generazione di questa famiglia che da tantissimo tempo produce un vino di altissima qualità in questa zona particolare. Perché è così particolare questa zona, caro Andrea? Questa è una zona particolare perché fin dai tempi della Repubblica di Venezia veniva considerata il vigneto di Venezia, una zona che a prescindere da questa storia coltiva la vite per una caratteristica fondamentale che è il suolo, che è un suolo ricco di carbonato di calcio, detto anche caranto, è un minerale, e da uno strato più superficiale di argilla. Ecco, questa caratteristica è un preludio a una zona vitivinicola di alta qualità. Alta qualità dove si produce per esempio, caro Matteo, il Carmenere. Cos'è Il questo nostro vino? Carmenere. Allora, il nostro Carmenere ve lo racconto come si lavora in cantina, con pochi passaggi, ma belli precisi. Allora, il nostro Carmenere viene accolto in piena maturazione delle uve, dove avviene poi una pigiatura soffice che segue con una macerazione a contatto con le bucce, dove andremo a estrapolare il massimo contenuto di colore e aromi, e ciò avviene in 20 giorni a una temperatura controllata di 20 gradi. Successivamente lo facciamo a fine della prima fermentazione, lo facciamo riposare in serbatoi d'acciaio dove andrà a concludere la sua fermentazione malolattica fino ad arrivare ai nostri bicchieri. Ma quante ne sa il buon Matteo? Non che tu ne sappia di meno, caro Andrea. No, ne sa di più, è giovane. È il futuro dell'azienda. So che voi mi proponete adesso quella che viene definita in gergo degustazione verticale. Certo. Cosa significa? La degustazione verticale è una degustazione in cui si propongono più annate dello stesso vino. In particolare qui abbiamo un'annata 2016 e un'annata 2021. Abbiamo scelto due estremi per far capire l'evoluzione di questo varietale in bottiglia. Proviamo? Partiamo subito. col 2016. Poi peraltro vedo che la mamma, Ornella, Sì. ha messo sul tavolo un sacco certo. di prelibatezze. Che sono tutti prodotti Ottime da abbinare ovviamente sì. con questo Carmenere. Tutti prodotti del vostro Esatto, locali. locali, quindi a chilometro zero. Esatto. Quindi io adesso Questa seguo, è una- datemi le indicazioni cosa devo fare. Questa è una 2016, è Sì. un'annata 2016. Chiaramente il tipico sentore erbaceo del Carmenere si è maturato in fieno e la frutta rossa, la frutta scura, chiaramente parla di frutta di sottospirito oggi, quindi passiamo da una frutta fresca a una frutta che sembra sottospirito, quindi conservata. Ma tutto questo lo senti in bocca poi? E Quello che chiaramente l'importante, ecco, quando si produce un vino è cercare di far corrispondere l'evoluzione aromatica all'olfatto anche poi alle sensazioni gustative. Un'evoluzione che tende ad avere anche il Carmenere è un'evoluzione anche, si sentono anche sentori vicini alla liquirizia, al cioccolato, quindi è un vino che man mano che matura tende a sprigionare più caratteristiche. sensazioni Sì. anche organolettiche, ma anche legate al profumo e al gusto. Sì, Lo sì. assaggiamo? Che dite? Andiamo, partiamo. È buono. Però io non so dirti se quell'altro è meglio o no. Sta dopo provare. scoprirlo, esatto. Proviamolo. Proviamo? Proviamo? Andiamo. Buono anche questo, però diverso, è vero. Si sente? È più fresco, l'acidità è molto più pungente rispetto a quella di prima, seppure anche nel 2016 è ancora persistente. Ecco, quindi un'acidità più pungente, una salinità anche che ci fa salivare
e mantiene vivi gli aromi all'interno della nostra bocca. Una frutta più fresca, si sentono sempre questi sentori di frutta bacca rossa, ma molto più freschi rispetto a quelli di prima. Buonissimo. E anche qui una speziatura, una tendenza leggermente vegetale caratteristica del Carmenere. Fantastico. Ragazzi, io vi ringrazio, accompagniamo con questi formaggi e questi salumi, come dicevamo prima, a chilometro zero, quindi di queste terre, e devo dire che oggi mi avete regalato una giornata che all'esterno è molto fredda, soleggiata, ma ha riempito a livello olfattivo e del gusto le mie emozioni più interiori. Grazie ragazzi. Cin cin. Evviva Ornella Melia! Andrea e Matteo, evviva! Cin cin. When I find myself in time of trouble, all the Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Tana dell'artista Nicola. Ciao. Che piacere. Ciao. Piacere mio. Ti ho disturbato che No, stai lavorando. Tranquillo, Piacerebbe nessun solo problema. scambiare 4 chiacchiere con te. Assolutamente, certamente. Grazie intanto. Devo dire, caro Nicola, che lavori in un posto straordinario. Siamo all'interno della villa Dalla Pasqua, annessa a quel molino così importante che è il molino di Belfiore. Com'è iniziato questo tuo percorso artistico, Nicola? Ma guarda, sono sincero, non è mai stato un mio obiettivo nella vita quello di farlo per lavoro. Non nego che fin da piccolo sono stato portato al disegno, ho avuto questo dono naturale che poi però ho accantonato, ho mantenuto comunque come un passatempo. Tant'è che sono perito edile e solo dopo il percorso di studi superiori ho deciso di affinare un po' questa abilità, di approfondire un po' questa dote che ho sempre avuto, e poi gradualmente nel tempo mi sono ritrovato a lavorare su commissione, a collaborare con cantine della zona, per citarne una Ornella Bellia, e pian pianino ho scelto di renderlo il mio lavoro attuale. Poi tu hai una specializzazione nei volti, nei ritratti, se non sbaglio, vero? Certo, sì. Ho trovato subito facile per me, diciamo, il ritratto, e ho affinato questa tecnica che mi ha permesso, appunto, come ti dicevo, di lavorare molto su commissione, quindi ritratti su commissione, e poi credo anche che attraverso un volto, un'espressione, un sorriso si possa anche trasmettere un'idea, comunque una visione, una storia, ecco, quindi amo molto il ritratto. Girando per il tuo laboratorio
ho visto molti miei miti giovanili, un bellissimo Alberto Sordi nella scena fantomatica in cui mangia i maccheroni, ok? Sì. Ho visto per esempio un volto di Einstein e ho visto anche il volto di un caro amico che è Andrea Pennacchi, lo sto salutando in questo momento, e quindi le cose più disparate, nel senso volti completamente diversi, ritratti su commissione, idee tue che ti nascono in un momento di trasporto artistico e creativo. E hai una tecnica in particolare che utilizzi? Allora, io utilizzo principalmente i colori acrilici, perché principalmente non ho la pazienza di aspettare che asciughi l'olio con questi tempi lunghissimi, e poi perché per ottenere alcuni effetti che prediligo ho bisogno appunto che asciugando presto possa andare in sovrapposizione, creare contrasti, e quindi mi è molto comodo l'utilizzo del colore acrilico rispetto all'olio che, seppur più prestante, richiede molti più tempi di attesa, ecco. Caro Nicola, com'è lavorare in questo posto? Direi fantastico, perché oltre a questa cornice magnifica del parco, delle vigne, questa tranquillità è ideale proprio per il mio tipo di lavoro, per trovare l'ispirazione. Ecco. Certo, sviluppare la creatività. Assolutamente. Peraltro l'amministrazione di Pramaggiore sta avviando un importante lavoro di restauro del mulino, perché è un bene storico e sociale fondamentale per questa comunità. Io ringrazio Nicola Grotto di avermi accolto nella sua bottega d'artista. Grazie davvero. Grazie a voi. Nicola. Grazie a te. Facciamo una piccola pausa, torniamo fra poco. Ecco, abbiamo raggiunto la piazza antistante la chiesa di Santa Maria Assunta di Blessaglia, comune di Pramaggiore. Come vedete è una chiesa in perfetto stile romanico, quindi molto sobria, molto elegante, molto ben conservata. Il nucleo principale risale al XIII secolo. Ciò che vediamo oggi, frutto di varie ristrutturazioni, è invece del XVI secolo. L'esterno sembra un po' spoglio, in effetti, in quel perfetto stile antico. In realtà all'interno c'è molto colore, perché trionfano gli affreschi che ci raccontano i volti dei profeti. Poi c'è un ciclo molto particolare della scuola di Pomponio Amalteo, e lo si vede dalla bellezza delle raffigurazioni, dove c'è la processione della confraternita dei battuti, che sono questi personaggi incappucciati, affresco che dialoga perfettamente con le storie della vita di Maria. E devo dire che sono opere cinquecentesche che danno un tocco di vitalità e di importanza a una chiesa di campagna come quella di Blessaglia. C'è anche una Madonna lignea molto, molto bella, molto graziosa, tutto conservato magnificamente all'interno di queste mura medievali. Io entrerei ad ammirare il trionfo di colori e credo anche un trionfo di suoni. Io ti aspetto invece al Molino di Belfiore. Ci vediamo dopo. Ok. Accarezzo il tuo vestito con la mano, ma non è abbastanza per l'amore. Tu sei lontano e avrei tanto bisogno di te, come si ha bisogno d'aria, di una tazza di caffè ogni tanto, di facce aperte, di strade nuove. Sono una ragazza timida che crede ancora nel domani, e non sai quanti nomi gli ho dato all'amore, non sai quanti nomi lui ha dato a me, non sai quanti nomi gli ho dato. Ne dice di cose, il suono della voce di due che parlano d'amore in un portone, e gli bastano 2 minuti, 2 minuti, 2 parole, ma io non posso aspettare, come
come posso ritrovarti se il telefono ha suonato solamente nel mio cuore? È l'effetto che mi fai, è l'effetto che mi fa questa vita spirituale o materiale. Se tu fossi qui mi diresti lascia andare, ma con tutti i nostri sbagli di tempo ne rimane. E allora spero di non perderti mai. Io spero di non perderti. Spero di non perderti mai. Io spero di non perderti. L'amore è pietra scolpita, persino nei miei sogni, e non sarò mai abbastanza decisa da ascoltare quella voce che mi dice di restare in cima alla mia vita. Ma se leggi fra le righe, nemmeno una parola offesa, ma una calma improvvisa. La mia parte sulla scena non è un'ombra sospesa. E allora spero di non perderti mai. Io spero di non perderti. Spero di non perderti mai. Io spero di non perderci. Non sai quanti nomi gli ho dato all'amore, non sai quanti nomi lui ha dato a me, non sai quanti nomi gli ho dato. Andare alla ricerca di alberi da abbracciare ti ricarica la mente e anche il corpo, anche durante la stagione fredda, più spoglia ma molto affascinante, come oggi camminando nel parco di Villa dalla Pasqua, dove ho incontrato un gelso, il morer, famoso albero per la bachicultura. Ma voi lo sapevate che gli stami di quest'albero, gli stami ricoperti di polline, in primavera fungono da catapulte e il polline raggiunge 560 km all'ora, la metà della velocità della luce. Incredibile. Poi sono stati piantumati, probabilmente per scopi ornamentali, anche dei frassini, quest'albero particolare che d'inverno può essere riconosciuto dalle sue gemme nere. Lo sapevate che nella cultura norrena Yggdrasil era l'albero, l'eterno albero della vita, al centro dei 9 mondi. E quest'albero era proprio un frassino. Ora andrò ad abbracciare questo gigante buono, perché abbracciare un albero porta fortuna, ma soprattutto ti allunga la vita.
eccoci dentro qua. Sì, fa freddo anche qua oggi. Sì, freschetto, freschetto. In questa Però è un stagione. posto interessante perché ricostruisce l'economia di queste terre. Tu hai appena visitato il parco. Il parco della Villa dalla Pasqua. Che è qui davanti a questo opificio, perché dalla Pasqua sono stati proprietari di questo manufatto per un bel po'. Tanto che tutto questo ha radici più antiche, nel senso che siamo lungo il corso del fiume Loncon, che è un fiume di risorgiva, che alimentava parecchi mulini o molini. In questo caso se ne ricordano 6. L'unico che ancora rimane a ricordarci questa storia antica è questo, appunto il mulino di Belfiore. Si pensa sia molto antico, documentato comunque dal XV secolo. Lavorava grazie alla forza dell'acqua, si macinavano le granaglie, il fiume era una via di comunicazione importantissima e oggi rimane qualcosa di quella storia. Poi passò nelle mani dei Grimani, famiglia importante, successivamente venne gestito appunto dalla famiglia della Pasqua, poi ci fu un'incursione positiva invece dei Venier. E a un certo punto questo ambiente, questa costruzione così utile alla memoria venne acquistata dal comune, che ha costruito all'interno di questi spazi un museo etnografico, quindi un museo che ricostruisce l'anima culturale ma soprattutto economica di questi paesi della Venezia orientale. Quindi le mole, le macine con cui si macinava, azionate dall'acqua, in tempi più recenti del Novecento furono introdotte all'interno di questi spazi macchine alimentate a vapore, quindi la storia moderna. A noi interessa ricordare come questa lingua d'acqua abbia alimentato per centinaia di anni allo stesso modo lo sviluppo di queste comunità. Caro Lele, sai perché la ruota di legno del mulino non marcisce mai? No. Perché resta sempre bagnata, quindi l'acqua non permette ai batteri di far marcire il legno. Quindi si conserva. Esatto, io avevo pensato di buttarti in acqua Sì, così per mi vedere. conservo. Esatto. Male, ma mi conservo. Ne ho imparata una stranamente da lui di nuova. E quindi in questa giornata fredda ma molto bella, con questo sole invernale, mi è venuta un po' di fame. Anche a me. Andiamo a mangiare? Non vedo l'ora. Dai ragazzi della Lepido Rocco, Sì. dove imparano l'arte culinaria. Scuola, Andiamo. importante scuola. Buongiorno. Good morning. We are glad to welcome all of you to our vocational school. We hope that you will enjoy the tour around our little world made of food and hospitality. Thank you. Guten Tag und willkommen. Wir freuen uns über Ihren Besuch. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer kleinen Realität vor Ort. Wir möchten Ihnen zeigen, alles, was die Schule anbieten kann. Dankeschön. La direttrice, la professoressa. Cara Nandina, noi siamo in un luogo molto importante per la formazione di tanti giovani. Qua davvero si impara un mestiere. Sì. Cosa accade all'interno di questo spazio? Allora, intanto io direi che si impara una
una professione che è quella di operatore della ristorazione, pertanto di una figura altamente qualificata che va a lavorare o in sala bar o in cucina nel mondo della ristorazione. Perché dico una professione, non un mestiere? Certo. Perché la professione sottende anche delle competenze teoriche e culturali che oramai sono imprescindibili, perché scuola professionale non significa solamente entro in laboratorio, faccio 2 o 3 giochetti, no? Con gli ingredienti, col tempo, con l'esperienza, no? Mi farò e diventerò chef, maître, no. Non è solo questo. L'esperienza è importantissima in ogni professione, ma se non ci sono le fondamenta delle conoscenze, chiaramente la professione rimane in qualche modo impoverita. Quindi noi in questa scuola formiamo dei professionisti, questo ci tengo molto a sottolinearlo, perché sembra che chi si iscrive a una scuola professionale, specialmente alberghiera, venga qui perché si studia poco, no? Questa è l'impressione. È facile. È facile, sicuramente c'è un carico di studio inferiore rispetto a un tecnico, rispetto a un liceo, però questo non significa che sia meno importante la parte culturale. Anche perché, questo tu me lo puoi sottolineare, i ragazzi che escono da qua vanno davvero a lavorare, tanti. Tantissimi, io direi che l'80% dei ragazzi che escono dalla scuola alberghiera trovano occupazione, e non solo trovano occupazione nel settore che in questo momento presenta una domanda che è di gran lunga superiore all'offerta che noi abbiamo di studenti, ma trovano occupazione anche con soddisfazione. Abbiamo studenti che lavorano in questo momento in ristoranti di livello, ristoranti stellati, abbiamo studenti che lavorano all'estero e sono un po', come dire, il nostro orgoglio, li portiamo sempre ad esempio. Ne abbiamo uno a Sydney in questo momento, ne abbiamo una che lavora al Caffè Stern per la famiglia Laimo a Parigi, abbiamo studenti in Inghilterra, abbiamo studenti in Germania, e questo perché accade? Perché qui a scuola, in terza, alla fine del terzo anno e del quarto anno, perché si può anche diventare dei tecnici, sai, non solo degli operatori, alla fine del terzo e del quarto anno i ragazzi vengono inseriti in esperienze all'estero tramite i programmi Erasmus, e quindi conoscono la bellezza di girare il mondo, e grazie alla professione che hanno in mano possono girarlo con competenza e soddisfazione, e questo è un grande orgoglio per noi. E tu confermi che l'Epido Rocco è sinonimo di garanzia e qualità per chi deve formarsi ed entrare professionalmente nel mondo del lavoro? Sì, l'Epido Rocco è qualità. Cos'è che ti piace di più di questo lavoro? Questo lavoro è la mia gioia, è la mia soddisfazione. I ragazzi entrano bambini, ragazzini piccoli, ed escono adulti e profondamente cambiati, perché la professione li cambia, perché il lavoro è serietà. Scuola professionale significa serietà, il lavoro è una cosa seria, ed escono come dire, trasformati, e questo mi dà una grande gioia. Bene, adesso vi porteremo in cucina e così potrete vedere coi vostri occhi cosa fanno questi ragazzi con le loro mani, grazie appunto all'affiancamento dei nostri docenti, che oltre a essere docenti sono anche professionisti. Come diceva Don Bosco, l'intelligenza delle mani è importantissima. Grande, grazie. Grazie a voi. Caro professor De Lazzari della scuola professionale L'Epido Rocco, abbiamo preparato questo piatto, ma cos'è? In sintesi questo piatto è una classica ricetta, un dessert, che normalmente viene servito come dessert freddo, quindi la crème brûlée l'abbiamo riadattata attorno a quello che è il pesce del momento, ovvero il granchio blu. Per cui alla classica ricetta, che appunto di norma viene servita fredda e che invece noi serviremo tiepida, è stata aggiunta della polpa di granchio, dell'acqua di cottura del granchio
viene data una nota di salato, appunto, sia con la polpa di granchio al suo interno, con del sale, ma soprattutto con una miscela di zucchero di canna e sale. Viene caramellata e servita nel nostro caso come antipasto. Quindi quella che è una ricetta a tutti gli effetti di un dessert è stata riadattata da antipasto e servita appunto con il granchio blu che diciamo, è il pesce del momento. Qui la direttrice parlava di intelligenza delle mani. Qui i ragazzi la scoprono, ma soprattutto imparano ad usarla. La mettono in pratica, certo, perché naturalmente oltre alla parte teorica i ragazzi naturalmente hanno delle ore di laboratorio e le ore di laboratorio oltre che imparare le ricette naturalmente che sono indispensabili per lo svolgimento dell'attività, ma imparano anche il rapportarsi con gli altri, quindi lavorare in brigata, il lavorare in gruppo e imparare appunto le regole quali sono di una cucina, perché poi si dovranno confrontare con la realtà degli alberghi, dei ristoranti e quindi dovranno comportarsi in una certa maniera, quindi imparare delle regole, parlare con i giusti termini, parlare quando è il momento, quindi oltre che le ricette appunto imparano anche il comportarsi in cucina. Quindi anche scuola di vita. Scuola di vita, perché poi la base di partenza è la scuola, ma poi quello che sarà il loro arrivo è il lavoro in ristorante, in albergo. Caro granchio blu e caro professore, io tento di trovare il caro Lele Marcassa perché non vedo l'ora di assaggiare questo piatto. Eccoci a tavola finalmente per l'assaggio. Caro David, il menù di oggi? Allora, il menù di oggi è composto da un antipasto, cioè crème brûlée al granchio blu. Proseguiamo con il primo piatto dove troviamo un risotto con crema di zucchine e funghi, per poi arrivare al secondo in cui abbiamo un rotolino di tacchino con ricotta al profumo di maggiorana, finocchi all'aneto e crema di cavolfiori. Poi abbiamo il dessert che è un tortino al tiramisù. Per concludere accompagniamo tutto quanto con una focaccia di zucca. Tantissima fame. Finalmente siamo qua con le gambe sotto la tavola col professor Steve Mazzuia. Compaesano. Lo conosciamo in realtà da molto tempo. Bene, noi siamo molto felici di avervi qua, soprattutto per una questione di valorizzazione dei nostri ragazzi, perché se il nostro lavoro è fondato soprattutto su di loro. Noi ci concentriamo ogni giorno sulla formazione fatta bene, creata in un certo modo, spesso e volentieri ad hoc, perché ogni soggetto ha le proprie esigenze, non sono tutti uguali, e per noi è molto importante, specialmente per il lavoro di sala bar, l'accoglienza è fondamentale. Il 52% dell'esperienza del cliente nel 100% finale è data dall'accoglienza. Se l'accoglienza è fatta bene, un servizio è fatto bene, un piatto è stato consigliato bene, spiegato bene, un vino è stato consigliato bene, cioè tutto quello che riguarda questo tipo di lavoro che noi insegniamo è fondamentale per una buona riuscita e per una buona formazione nel rispetto di questi ragazzi che devono portare lo stendardo della vittoria, perché alla fine loro vanno in giro per il mondo e ci rappresentano anche su quello che noi abbiamo fatto fino adesso. Io ringrazio l'Alepido Rocco, ringrazio tutto il corpo docenti che ci ha accolto, ringrazio Steve, è stato un piacere rivederti. Anche per me. E adesso mangiamo? Sì, ma io ringrazio soprattutto tutti i ragazzi. Sì, assolutamente sì. Sono stati bravissimi e io sono molto orgoglioso di loro. Grazie davvero a tutti.
Vogallo. Dimmi, Lele Marcassa. Sei contento? Contentissimo. Guarda che bel posto per chiudere questa nostra avventura, eh? Eh sì, decisamente, col mulino. Io volevo lasciare tutti i nostri ascoltatori con alcune parole di Pierpaolo Pasolini. Ottimo. Chi parte da Venezia, dopo un viaggio di 2 ore, giunge al limite del Veneto e per dissolvenza entra nel Friuli. Il paesaggio non sembra mutare, ma se il viaggiatore è sottile, qualcosa annusa nell'aria. È tutto pianura e cielo. Da Ivo Gallo, ma soprattutto da Lele Marcassa, si chiude questa nostra avventura. Se vorrete, ci incontriamo ancora nella prossima puntata. Ciao a tutti e grazie. Annone Pramaggiore a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guiti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra 2 ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore e il cuor farà 3000 capriole.